Allora, siamo qua con Giuseppe Sciannò che ci parlerà della nascita dell'EVIS, Esercito Volontari per l'Indipendenza della Sicilia, fondato da Antonio Canepa. Diciamo l'idea di costituire un esercito di volontari, un esercito clandestino che lottasse per l'indipendenza della Sicilia, ai capi del separatismo siciliano degli anni 40 venne in mente quasi subito, perché le discriminazioni alle quali veniva soggetto il movimento indipendentista erano numerose. Venivano distrutte le sedi, si impediva di fare manifestazioni e più si dimostrava che la maggioranza del popolo siciliano era dalla parte dell'indipendentismo siciliano, maggiori diventavano le vessazioni e le violenze contro l'indipendentismo siciliano. Ma fece traboccare, la goccia che fece traboccare il vaso fu la strage operata il 19 ottobre del 1944 a Palermo dall'esercito in funzione di polizia contro una manifestazione pacifica, popolare, di gente che chiedeva giustizia, chiedeva lavoro, chiedeva libertà per la Sicilia, chiedeva progresso, chiedeva la ricostruzione, chiedeva la lotta contro l'intrallazzo e contro il carovita. Ma siccome le disposizioni che avevano le forze di polizia e l'esercito erano quelle di trattare il popolo siciliano come un popolo nemico, ecco che si usò subito la maniera forte. E allora, da quella strage nacque forte, sia nei giovani che avevano assistito o erano sopravvissuti alla strage, sia da parte degli intellettuali, dei dirigenti, la volontà di fare una forza armata clandestina. Quindi giunse opportuno il rientro in Sicilia da Firenze, dove aveva avuto le sue vicende nella lotta di liberazione, nei contrasti col Partito Comunista di allora, eccetera. Giunse opportuno il ritorno in Sicilia di Antonio Canepa, che si presentò a Finocchiara Aprile nel novembre del 1944 e gli manifestò, questo non c'è una notizia certa di questo fatto, ma c'è una documentazione che dimostra come questo fatto avvenne, chiese l'autorizzazione a costituire l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Detto fatto, perché si raccoglieva il lavorio che era stato fatto, si raccoglievano le esperienze precedenti dei Caimani di Sicilia e dei Cavalieri della Libertà, che erano organizzazioni sempre armate e indipendentiste che poi non avevano avuto seguito. Si coglieva l'esperienza quotidiana della Lega Giovanile Separatista, che ogni giorno vedeva i giovani studenti, soprattutto siciliani, lottare per poter fare sventolare la bandiera giallo-rossa per le strade, per le piazze, per le vie di Sicilia. Ebbene, raccogliendo tutte queste esperienze fu possibile fare un campo militare dell'Evis nei boschi di Cesarò, in località Biviere. Fu quello un grande successo, del quale poi parleremo in altre occasioni, ma fu quello un salto di qualità dell'indipendentismo siciliano che si poteva presentare anche in campo internazionale, perché aveva un esercito oltre che il popolo dalla propria parte. Quindi una esigenza popolare, l'istituzione di questo esercito indipendentista era una giusta richiesta che veniva dal popolo siciliano. Canepa incarnava queste esigenze popolari. E sapeva dare, oltre che la preparazione militare, anche una preparazione culturale e morale ai giovani indipendentisti siciliani, che non sarebbero stati mai né stragisti né terroristi, ma avrebbero combattuto sempre a viso aperto per la libertà e l'indipendenza della Sicilia. Grazie.